Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questa nuova avventura insieme a Sapuro24. Sapore 24. E infatti Esatto. nuovamente su Dead Island, pronti per una nuova missione. Questa volta non si ritrova Hoffman all'interno del nostro gruppo, però vediamo di fare lo stesso da Torna soli. dopo. Allora, qual è la missione del Esatto, di giorno? qua. Adesso dobbiamo entrare nell'hotel per poi praticamente riuscire... Sei morto? No. Per poi riuscire a passare sotto, perché sai gli hotel hanno i parcheggi sotterranei, no? Ah, quindi dobbiamo Per andare poi nel rubare un parcheggio camion. dell'hotel. Esatto, rubare un camion e portarlo a Shinamoi, o come si chiama, per scappare via. Abbiamo i Ah, succhi bene, di quindi è frutta, una il missione cibo in scatola. che può portarci alla fine del nostro gioco, perché se fuggiamo via, però Addirittura no, probabilmente non sarà siamo così. all'inizio del gioco. Esatto. Guardate però ragazzi, i Qui c'erano delle personaggi bombole, devo cercare delle bombole. dentro il gioco, ops, sono davvero svariati, cioè ci sono 4 possibilità di scelta dei personaggi, ognuno ha le sue specialità, tipo il tuo personaggio, che si chiama mi sembra Logan, questo Jack Sparrow, giusto? Si chiama Logan. Sinceramente non lo so come si chiama. Comunque ha delle particolari abilità, per esempio la mia ha delle potenzialità nell'utilizzare le armi da fuoco, e quindi con le armi da taglio Ho si mozzato un trova braccio. un po' sconfinata. Quindi andiamo, attenzione a questo zombie davanti a te. Vediamo che armi ho. Ho ancora la mazza da baseball agghiacciante, molto potente. Sono 2 Big Daddy, vero? Sì, Sono duri. Tu che hai in mano? Un macete? sì, un macete. Sto cercando di tagliargli la testa. Ah. Io non gli faccio niente perché ho la mazza da Devi baseball. prendere qualche arma da. Devi prendere qualche arma da taglio per tagliargli gli arti. Vediamo, non ce Ecco l'ho. come ho fatto io con l'altro. Quello lo taglio io. Dai, tagligli col braccio. Vai, tagliato. Ok, adesso con la testa però combatte. Sì. Bene. Però attenzione perché qui ci dovrebbe essere una tessera, forse già l'ho presa. Ok. Entriamo. Sì, infatti ci dice a terra, ecco la tessera. L'abbiamo presa. Entriamo qui. Prendiamo di tutto e di più. Vabbè, apriamo le valigie. Ok. Nell'hotel. Vediamo un po' che succede. Praticamente abbiamo iniziato adesso, però già il gioco presenta innumerevoli difficoltà. C'è tutti questi zombie. Ma anche le missioni poi non è che sono molto corte. Cioè può intrattenere per un bel po' questo gioco. No, no, certo, come no? Lo voglio. Ma 40 ore di gameplay, eh? Già. Se questo non ti intrattiene. Tanto buono è anche Skyrim. Vediamo un po'. Ma che figo questo albergo però, eh? Sì. Sono pieni di soldi. Who are you? What are you doing here? I can see you through the cameras, friend. I'm with security. Adesso i zombie sono vestiti diversamente. Sì. Tipo sono da ufficio, non sono più da spiaggia, visto? Sì, perché Anche in città saranno diversi. In città saranno anche perché diversi. quando li hanno ovviamente. contagiati erano in queste condizioni. Esatto, esatto. Apriamo. Ah, dobbiamo andare qui a destra, dritto. Qui c'è tutto nuovo. Tutto nuovo, non più spiaggia. Sì, sì, cerchiamo per bene però, perché troviamo tante cose utili, Ops! tipo vodka, eccetera, eccetera, che... E molotov. Si possono anche lanciare gli oggetti, ragazzi. Batteria Certo. addirittura. Ah, per la torcia. Bene, bene, per la torcia. Vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Vediamo, allora, merendina extra. Bene. Un Kit Kat. Vediamo qui nel bagno. Niente. Le armi più forti tienitele sempre per i boss, eh? Sì, ci sono anche dei boss addirittura. Sì, i boss sarebbero i Big Daddy o comunque poi più avanti altri. Quello con la camicia da forza, non so se l'hai mai visto. No, ancora no. Ah, ok, perfetto. Poi lo vedrai. Vedete questo stronzo. L'arma più forte che abbiamo per adesso è il nostro martello, quindi ce lo stiamo conservando. Ok, benissimo. Ah, ci sono anche merendine. Ottime. Andiamo. Ehi, guarda Esatto. questo qua che figo. Come le bevande. Colpo in testa. Ah. Vediamo, vediamo, vediamo. Sto utilizzando la torcia per adesso perché in questi ambienti scuri è necessaria. Ritaglio 16° del Ban Hoi Held. Wow, sarà un pezzo da collezione. Ecco la cucina. Questo è un Sono coltello. armati pure. Una mannaia. Rotto, gli abbiamo rotto tutte le ossa. Bene, abbiamo preso la mannaia, quindi utilizziamola. Dov'è la mannaia? Anzi no, non l'abbiamo presa. Ce l'hanno fregata.
Come no? No, no. No, no, te la sei presa te, io non ne ho bisogno, Ah, ho preso ne la ho mannaia. due. Ah, addirittura mannaie. posso Sì, modificare sì. tutte queste armi che ho in mano. Vediamo, posso prendere la Esatto, mannaia. puoi decidere quale avere in mano. Come faccio a spostarla? Vediamo. Allora, equipaggia. Bella, ho capito, benissimo. Possiamo utilizzare anche la nostra mannaia. La mannaia è molto potente, soprattutto perché le armi da taglio permettono di rendere inoffensivi gli zombie. Frutta. Esatto. Ehi, guarda questo qui. Solo che è molto... un'arma che ha corto raggio, quindi bisogna avvicinarsi molto per dare il colpo di grazia all'avversario. Quanto alcol? Cioè, Prendi un po' di alcol. dov'è? Ti fai le molotov, Merendine. Ah, Jack Sopra, Daniels, sopra. eccolo qui. Andiamo. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, l'ascensore. Scendiamo la Ah, luce. questo è amico. Sì, è alleato. Adesso vediamo dove andare. Mi sa dobbiamo scendere giù. Però non si sa mai, quindi non scendiamo ora. Sì. La luce accendi. Però vedi che sto spegnendo e accendendo la luce? Vai. No, no. No. Ok, scendiamo. Scendiamo. Allora, continuiamo Mamma ad mia, andare qua, che avanti. paura. Guarda questo stronzo qua a terra. Che lucrobe ste stanze. C'è una telecamera qua su. Lucrobe, come si dice? Apriamo. Siamo in cucina. No, Big Daddy. L'ammazza, l'ammazza, l'ammazza. Sì, c'è gas, si sente il gas. Si sente. Gas? Sì, non bisogna sparare. Perché sennò si attacca Ah, male. immagino. Guardate qua ragazzi, tutti i forni aperti. Ci credo. Prendiamo le armi più potenti che abbiamo, tipo mannaia. Oddio, è questo. Ah, infatti, sto stronzetto qua. Assassin, dai che lo sto uccidendo. È il martello potentissimo. Mi ho tagliato il braccio. Ok. Attento. Ai! Mi sono stancato. Non posso fare più niente. Ah, ok, ora sì. Alzati, alzati, alzati. Bella. Lo Ti ho stronzo. tagliate le braccia. Al corpo. Bella. Ok. Andiamo. Dei lavandini, qua non c'è niente. Saliamo qua su. Anzi, Qui c'è una signora. vediamo. Molto elegante, direi. Gli ho staccato un piede, mamma mia. Martello. Ah, il martello per Andare- demolire. Bello. Sì. Abbiamo buttato a terra cosa? L'altro Dobbiamo martelletto andare di qua. pesante. Whole mob of 'em in there. Vediamo qual è il più potente. Probabilmente sarà più potente questo martello qui a terra. Infatti, prendiamolo. Aiutami, aiutami. Te l'ho detto, qua è un inferno, Sì. Edward. Però è divertente, proprio perché è un inferno. Da questo. Ai 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 ai. Mi sta ammazzando. Merda, crepa. Vediamo qui. Diamo un'occhiata. Pieno, è pienissimo. Hai delle medicine? Qualcosa? Una bevanda? No, adesso le trovi. Allontanati, allontanati, ci penso Ok. io. Allontanati. Crepa. Gli ho rotto il martello addosso. Vediamolo. Mo le troviamo le bevande per te. Ok. Bella. Guarda degli zombie. Aspetta, ce ne sono altri. Merende, merende. This weapon's gone Attenzione, to eh. shit. Spavento di prenderti a te. Andiamo, merda. Crepa. Bella. Big Daddy. Gli ho dato un colpo nella nuca. L'ho svegliato. Dai che da solo ce la faccio. Big Daddy, ma qui ci sono le mail. No, aspetta, no, no. Se sei senza vita lascia stare, ancora un po' ce attenzione l'ho. che ti ammazza. Che ho preso? Ah no, molto più potente questa mazza. Qui, della vita, della vita, della vita. Vieni. Bella. Bella. Le bevande. Ubriachiamoci di bevande. Aspetta che gli taglio le braccia. Sì, sì. Anzi, ci provo pure io adesso. Almeno ci provo. Dai. Dai, ce l'ho fatta quasi. Gli è rimasto solo il Sono muscolo. stanco, non posso. Le gambe, le gambe. Vai, la testa se n'è volata. Bene. Andiamo. Ok, potenziamo. Guarda questo. Ah, la testa, la testa. Ok, ce l'ho fatta. Dobbiamo andare ancora avanti?
Veranda. Sì, sì, dobbiamo andare di qua. Ma la difficoltà come è messa al Lo massimo? vedi gli obiettivi che ti dà? No, la difficoltà si calibra in base al tuo livello. Tipo, se sei livello 20, trovi i nemici di livello Ah, ho 20. capito. E così via, insomma. Qui c'è un libro, un qualcosa da prendere. Aspetta che sto mozzando. Non so se lo prendo io o te sparisce. Ok. Qua, guarda. Là. Lo vedi? C'è un Sì, sì. quaderno. Ah, ok, prendilo. Attenzione. Andiamo. Aio. Rialziamoci. Merda, merda, merda. Cosa, le prigioni? L'ho scantinato. C'è un martello qua, eh. stancante. Ma non mi serve. Guarda, vieni a vedere questi, vieni a vedere questi, vieni. Sta correndo. No, non l'ho preso. Hai visto? Merda. Prendilo a terra, è caduto a terra l'oggetto. Già. Carne. Ho Ma dove la nebbia c'è qui? Che preso è? la carne. Fumo. Di zombie, non serve a niente. Attenzione dietro. Martello. Ok. No, la Andazzi. mannaia. Soldi. Ma come fanno gli zombie ad avere i soldi? Cioè, E beh, erano delle persone. In Ah, tasca può essere. avevano dei Sì, sì. spiccioli, no? allora, potenziamo, anzi ripariamo la mazza Ok, da vediamo. baseball, ragazzi, che è completamente distrutta. Ci Ripariamo. costerà un mutuo. La mannaia fatta in casa distrutta. Ripariamo. Vediamo. Sì, molto più importante Sì, riparare. sì, possiamo potenziare anche la mannaia. Coltello da immersione, addirittura. La mannaia dov'è? Allora, vediamo un po'. Eccola qua. Il coltello invece da immersione è molto più potente della mannaia. La piscina. Bellissimo. Potenziamola. Ok, a livello 4 perché è molto più potente. Benissimo. La chiave inglese. Edoardo, eh? vuoi farti una risata insieme a tutti quelli che Sì, guardano sì. un video? Ok, Cosa? apri questa porta. Aspetta un appena attimo, fammi finisci. potenziare prima la chiave inglese. Sì, sì, tranquillissimo. Ok. Ci sono. Ok, apri questa porta. Sì? Guarda qua. Sta Ah. pieno. Pieno anche. Poi è strano sto posto, che è una piscina. Non eravamo nel carcere. Quelli che corrono. Dai che li sto. Ops, nell'acqua mi hanno buttato. Alzati. Alzati. Ti taglio le gambe, merda. Guardate la signora qua c'è davanti a noi. Oddio. Oddio. Uccidilo. Ah. Caspita. Ce la fai? Ok, gli ho dato un colpo di martello in gola. Prendiamo tutto. Andato. Fermo, fermo, fermo. Fermo. L'ho Ok, curato. grazie. Tipo Left 4 Dead. No, li devi avere i Ah. medikit. Sì, come Left 4 Dead, esatto. Però devi avere i medikit. Se no non puoi curare. Devi andare di qua. Guardate questo, ragazzi, di nascosto gli tagliamo le gambe. Non taglia. Ah, ora sì. Bene. Ah, sì, sì, muzzato. Bellissimo. Ah, Una qui ci sono doccia. dei bagni. Noi troviamo ora gli zombie completamente denudati. Coltello da immersione. Possiamo prenderlo. Sì, sì, le armi che trovi No, le puoi quello no, prendere era di tutte. livello 12. Tanto io non le raccolgo mai. Io sto proprio a posto proprio con le armi. Quindi non le raccolgo mai. Prenditeli, anche se sono di livelli 12, poi prima o poi lo raggiungi il livello 12. Meglio averle poi le armi. Vediamo un po'. Merendine, ottime. Ce le siamo mangiate tutte noi. Guardate questo, che è? Puzzolentito. Vediamo Pieno se di ce le porti mosche. dietro. Oddio. Sì, alcuni sono pieni di mosche. Up the stairs. Ma praticamente Dobbiamo non dovevamo salire cercare le un camion. Esatto, dobbiamo andare Ah, nei no, parcheggi. Tanto continuiamo a salire. I parcheggi mi sembra sono in basso. Lo so, ma poi si scenderà tranquillo, fidati. Speriamo che questo vetro regga, ragazzi. Forza, sti stronzi. Ok, guardate la mannaia ormai distrutta quasi. Punti abilità. Bene, potenziamo la nostra abilità nel tenere le armi
La manutenzione delle armi è aumentata. Bene. Esatto. che è Andiamo, molto ecco, ci utile. sono delle statue Aspetta che tiki butto una cosa, dell'isola. Molto caratteristiche, guardate che fighe. Sono quelle là del film Ciao ciao scemo scemo, tu dammi gomma gomma. Guardate che sono fighe. Che stai facendo? Ah, stai controllando l'inventario. Sì, sto mettendo le armi selezionate così. Se ci Intanto io serve. continuo a Sì, sì, sì. spapolare un po'. Ok, possiamo andare. Sì, sì, continua. Merda, ma non c'è un modo per difendersi dagli attacchi? Tipo para? Guarda, sinceramente non lo so. Ma questa è tosta, eh? Questa è tosta. Ok, una bevanda. Merendina. Ah, siamo tipo al bar.